Sì, è stata una partita difficile, combattuta fino alla fine. Siamo andati sotto, ormai ci siamo abituati a recuperare le partite e poi nel secondo tempo si è vista la forza del gruppo. E fatto l'1-1 ci siamo guardati in faccia e ci siamo detto oggi tocca vincere, bisogna portare i 3 punti a casa e così è stato. Questo fatto di andare sotto può essere un limite nel proseguo del campionato, voi siete in vetta a pari punti con un'altra squadra, ma forse errori di distrazione così non sempre riuscirete a rimediare. Beh sì, questo diciamo che è un fattore negativo. E speriamo, grazie al lavoro durante la settimana, di migliorare, soprattutto la fase difensiva e speriamo di prendere meno gol. Beh, questa vittoria la dedico al tavolo Enjoy dello chalet del Bosco. Un bacione a tutti.